Senti Claudia, hai toccato due temi importanti, non preoccuparti per i tempi e andiamo tranquilli. Il primo è il discorso legato alle sanzioni, ovviamente per evitare di arrivare a un faccia a faccia, a uno scontro che sarebbe davvero devastante per tutti e non solo ovviamente per quei territori, sia la NATO sia l'Unione Europea, ma potremmo dire dappertutto perché anche a livello di sport si è cercato di colpire alle radici quello che è la bandiera russa, ma non solo, perché i conti correnti bloccati, le negoziazioni che erano state portate avanti completamente interrotte, i contratti di sponsorizzazione, penso ovviamente alla Gazprom con la FIFA e con la UEFA, ad esempio. Cioè una serie di azioni che in teoria stanno, come dicevi tu, minando alla base l'economia russa. Però la mia domanda è questa: le sanzioni adesso stanno diventando efficaci e quindi danno un problema alla base, ma come al solito, secondo me, rischiano di far diventare poveri chi è già povero, cioè più povero chi è povero, perché poi di fatto i conti correnti bloccati, i civili che non possono andare a ritirare il contante dal banco, ma comunque si ripercuote nella quotidianità anche delle persone che scappano dalla guerra. Allora, sì, purtroppo è così. Il problema è che l'unico strumento che abbiamo è fare pressione sull'opinione pubblica. Nel momento in cui, qui è oggettivamente così, tutto il mondo, io ci metto anche la Cina, perché la Cina è assolutamente preoccupata, e la Cina non vuole questo, la Cina non è una potenza militare, la Cina è una potenza economica, la Cina non ha neanche una flotta, cioè un paese senza flotta, senza una flotta militare è un paese che dimostra di non avere nessun intento di fare guerre, non gli è mai interessato, la Cina non è mai entrata in conflitto con nessuno, se non ovviamente parliamo di problemi interni, di regioni interne, di Taiwan, di situazioni che però in qualche modo c'entrano con il loro territorio. Sono un popolo quindi che ha interessi davvero espansionistici, però da un punto di vista economico, colonialistici quasi direi. E quindi, senza parlare di Australia, Giappone, insomma, non c'è un paese al mondo che sia d'accordo con la Russia. Allora, il discorso è che purtroppo l'unica cosa che si può fare è che si può sperare che Putin venga rovesciato, perché lui che torni indietro è molto, molto improbabile, sarebbe un suicidio politico e umano nei suoi confronti, non sarebbe possibile fare una cosa così, lui non lo farebbe mai, non lo potrebbe concepire. Lui dovrebbe essere rovesciato dai suoi strettissimi collaboratori, ma attraverso cosa? Attraverso una forte pressione interna. La pressione interna è quella soprattutto che stanno facendo gli oligarchi, sono stati colpiti 20 oligarchi importantissimi, voi direte 20 che però hanno praticamente tutta la ricchezza russa, in maniera molto grave, non stiamo parlando di spiccioli. È ovvio che non finiranno a chiedere l'elemosina, perché quando si parla di grandi, diciamo, di ricchi di questo tipo non finiscono a morire di fame, però dobbiamo pensare che hanno anche un tenore di vita molto alto, quando in tutto il mondo le loro proprietà vengono sequestrate, quando non possono più utilizzare lo yacht, non possono più andare nella villa, non possono più partire, non possono più fare nulla, anzi neanche pagare i loro dipendenti, quindi rischiano il fallimento, state tranquilli che anche per loro questa in proporzione è un'enorme sofferenza, dobbiamo ovviamente sempre contestualizzare, ma è un'enorme sofferenza. Si sta colpendo, sì è vero, l'economia, ma è l'unica cosa che si può fare, nel senso che non c'è un altro mezzo se non questo. È sempre meglio ovviamente delle bombe. Assolutamente, quello sì. Purtroppo lo so, è come il discorso dei russi che sono scesi in piazza e a cui io ogni volta, anche se non arriveranno mai i nostri singoli ringraziamenti, ma dovremmo ringraziarli tutti i giorni, perché ci sono 6.000 ragazzi e ragazze, anche persone più adulte, che sono in carcere adesso, in veri e propri campi di concentramento, perché la Russia ha ancora queste carceri che sono come dei campi di concentramento, e sono finiti lì semplicemente perché hanno sfilato dicendo che volevano la pace. Ecco, queste persone lo stesso stanno pagando
il conto della guerra, nel senso che si stanno schierando. Purtroppo i conflitti portano a questo. Dobbiamo ringraziare persone come loro, persone come i nostri nonni che hanno dato il sangue, la vita, la libertà per noi. Il problema è le ripercussioni anche dalle nostre parti, perché quello sicuro, però il costo dell'energia è aumentato e triplicato, con tutto quello che ne consegue. Anche in Sardegna i primi effetti delle sanzioni potrebbero essere il fatto che i cosiddetti i magnati russi non verranno in vacanza e quindi mancherà indotto, mancherà reddito poi di fatto alle famiglie e ai lavoratori. Insomma, non è solo, lo dico per chi ci segue, non è solo una guerra locale o di grandi potenze, ma investe tutti, anche nel quotidiano. Ovvio, perché ormai le guerre comunque noi siamo interconnessi, l'abbiamo un po' imparato con la pandemia. Non esiste più in un mondo globalizzato un'epidemia che non diventi pandemia, nel senso che tutto scorre in maniera veloce, lo stesso anche il denaro, siamo tutti interconnessi. Poi il discorso del gas, che per esempio una sfida importante dell'Italia, ma non solo dell'Italia, della Germania e dell'Unione Europea, è che dobbiamo imparare in un mondo interconnesso, per esempio, a non essere dipendenti solo da uno Stato. Perché se succede qualcosa a quello Stato, allora ovviamente come effetto domino crolliamo anche noi. Dobbiamo avere per esempio più dipendenze, cioè prendere il gas da un paese, da un altro, oppure se riusciamo addirittura avere più autonomia energetica, un po' complicata, però insomma queste due cose, ecco, essere più autonomi nello stesso tempo, dipendere da più situazioni, sicuramente non ci avrebbe portato a quello che sta capitando adesso. È ovvio che avremo delle ripercussioni economiche, però dobbiamo ricordarci una cosa, che se a Putin permettiamo di distruggere, di entrare in un paese che voglio dire, in un modo così quasi, voglio dire, molto, molto antico, cioè una guerra questa veramente come quella che abbiamo studiato nei libri di storia, una guerra che non si sta facendo con raid, si sta facendo con soldati a terra, con trincee. Nel Donbass ci sono le trincee, i carri armati, dove ogni metro viene, si sta lì a cercare insomma di difendere ogni metro di territorio. Allora cosa succede? Che forse è meglio perdere e diventare più poveri che perdere la libertà. Perdere la libertà significa questo, cioè significano dittatori, significa morte, repressione, povertà, perché i dittatori comunque non è che ci portano ricchezza. Quindi noi dobbiamo assolutamente bloccare questa diciamo, io lo chiamerei follia, iniziativa dei russi, perché poi dobbiamo anche ricordarci una cosa, che non è solo la Russia il problema, è il precedente che si crea per qualsiasi altro paese del mondo che un giorno voglia attaccare. Certo. Senti, Claudia, invece per quanto riguarda il futuro, in questi giorni si sta proseguendo con il cosiddetto negoziato, addirittura in territorio neutrale in Bielorussia, con le due delegazioni, Russia e Ucraina. Allora, da una parte, io ti dico il mio pensiero, poi mi dici tu cosa ne pensi. Da una parte vedo che si sta cercando di trovare una quadra e quindi questo può essere un dato positivo, che comunque ci si aggiorni. Quello che però dall'altra parte invece mi preoccupa è il fatto che le condizioni sembra che le detti solo la Russia, quindi che non sia un vero e proprio negoziato, ma che sia un incontro in modo che le richieste della Russia siano il più possibile concesse. È solo una mia lettura, secondo te? No, è una lettura anche giusta e il punto è proprio questo. Si sono tenuti in Bielorussia, che non è un paese neutrale. La Bielorussia è un paese con Lukashenko, che è un fantoccio di Putin, un paese satellite della Russia, un paese da cui stanno entrando i carri armati russi, quindi sta cedendo diciamo proprio il suo territorio come ponte per entrare e compiere crimini di guerra, perché stiamo parlando di due criminali di guerra, sia Putin che Lukashenko, perché stanno utilizzando bombe a grappolo, perché sta succedendo, diciamo, stanno praticamente in pochi giorni sono riusciti a non seguire tutte quelle poche regole che la guerra intelligente, che fa tanti errori, sicuramente l'abbiamo visti quante persone sono morte con le famose bombe intelligenti, ma almeno
voglio dire, erano semplici errori terribili, ma errori. In questo caso invece proprio non si sta seguendo nessuna regola, lo dicono tantissimi generali che in queste ore, anche semplicemente nelle nostre TV, sono intervenuti come, voglio dire, esperti e ci stanno spiegando che questa è una guerra purtroppo sporca, una guerra che non sta rispettando nessun dettame delle Nazioni Unite. Quindi, voglio dire, quello che dici tu è anche un po', fa anche un po' sorridere, nel senso, noi siamo lì a fare dei negoziati, ma nel mentre continui a bombardarmi, mi attacchi dal paese che hai scelto per fare il negoziato, e come hai detto tu, le richieste sono assurde, cioè praticamente mi stai chiedendo di darmi praticamente tutto il tuo territorio, senza, insomma, una resa senza nessun tipo di contropartita. Zelensky sta dimostrando comunque di essere un premier maturo, dobbiamo pensare che è un giovane, ha 44 anni, che fa politica da molto poco, era un attore, una persona comunque di grande cultura. A volte la narrazione dei media occidentali è un po' ridicola, un po' fa ridere, è definito comico, come se fosse uno sciocchino che ha diciamo, fatto qualche trasmissione TV così, un po' di cabaret nei villaggi turistici. Non è assolutamente così, è un uomo che si è occupato di spettacolo, di cultura, laureato in giurisprudenza, che autore di molti programmi importanti televisivi dell'Ucraina, quindi sposato tra l'altro con una propria autrice televisiva importante, produttrice del paese. Sono persone che stanno dimostrando davvero un grande coraggio, e sta dimostrando un grande coraggio questo popolo che nonostante, voglio dire, sia continuamente bombardato, non chiede una resa incondizionata, anzi sta combattendo. Voglio dire una cosa, Kiev è più grande di Roma, ha una popolazione maggiore di Roma. Dobbiamo immaginarci una Roma assediata. Gli esempi sono sempre molto utili quando ci immaginiamo una città vicino a noi, un po' come il discorso della Scozia e della Catalogna, insomma. E Kirkuk è una città che è stata veramente, che in queste ore sembra Sarajevo, ed è una città grande come Milano. Quindi dobbiamo immaginarci Milano che, non lo so, rischia di essere data al suolo, e la popolazione di Roma che non riesce ad uscire da Roma ed è lì intrappolata con le bombe. Questo sta succedendo, ecco perché dico che non esistono, e questo non solo per me, nell'arco costituzionale abbiamo messo d'accordo, voglio dire, liberi uguali insieme a Giorgia Meloni. Non esiste di fronte a un attacco del genere nessuno che possa dire che diciamo le sanzioni economiche che ci porteranno anche a noi, ovviamente, come in tutti i paesi del mondo, purtroppo delle ripercussioni non siano comunque da fare, perché questa è una guerra davvero molto molto pericolosa. Siamo in chiusura, Clara, ti faccio l'ultima domanda. Ti chiedo, giustamente, anzi ti ringrazio per aver dato un grosso quadro della situazione e quindi aver capito e fatto capire esattamente cosa sta succedendo e il perché. E ti chiedo, visti i negoziati che si stanno svolgendo, visto un po' tutti i rischi e i pericoli, anche se purtroppo, ahimè, uno di questi è Putin e le sue decisioni, che futuro possiamo sperare o ipotizzare, ovviamente nella speranza che non si peggiori, però più realisticamente? Allora, un po' l'ho accennato prima, io credo che l'unica nostra, che in questo momento, mentre parliamo io e te, perché poi come abbiamo detto sta tutto in maniera molto veloce, molto veloce, certo, cambiando, nel senso che, come ho detto, nel giro di 10 giorni ci siamo ritrovati in questa situazione senza neanche immaginarcelo. Si pensava fosse una guerra mirata a degli obiettivi militari, non è così, stanno bombardando case. Mosca stessa ha detto scappate da Kiev perché attaccheremo sempre di più, quindi nel momento in cui addirittura si rivolgono al popolo ucraino fanno capire che stanno attaccando i civili, cioè lo stanno ammettendo. L'unica, secondo me, quindi speranza in un equilibrio così fragile
in cui davvero qualsiasi cosa si fa potrebbe irritare lo zar al punto da fargli schiacciare quel famoso bottone o comunque trascinarci in una guerra più ampia, perché poi che sia nucleare o meno, nel momento in cui decide magari di avere delle ritorsioni nei confronti di altri paesi, questa volta dell'Unione Europea e della NATO, a quel punto dobbiamo tutti intervenire, perché la NATO significa che se ne attacchi uno, tutti gli altri giustamente vengono in soccorso. Certo. E quindi finiamo in una guerra mondiale, che anche se non ci fosse la guerra nucleare, sappiamo le armi nucleari, sappiamo perfettamente cos'è una guerra mondiale, ne abbiamo avuto 2 di recente, perché poi voglio dire, sì, abbiamo ancora in vita persone che l'hanno fatto, i nostri nonni, quindi dobbiamo stare molto attenti. Io credo che l'unica soluzione sia ad avere un ruolo attivo nella diplomazia della Cina, credo che sia l'ultima nostra carta. E veramente io lo so che può venire da sorridere, me ne accorgo anche dai social. Questo periodo sto facendo una rubrica nella mia pagina in cui cerco di aggiornare con dei post semplici dove spiego determinate dinamiche. Ci sono sempre quei 2 o 3 commenti, magari tra tantissimi commenti, che però quasi sorridono, quasi esorcizzano quello che ho detto. Sì, perché hanno in effetti anche paura di digerire una situazione del genere. Però noi siamo su un precipizio, stiamo rimpiangendo veramente il Covid, quindi e chi l'avrebbe mai detto fino a 10 giorni fa? Quindi io credo che dopo questo c'è davvero soltanto il meteorite, quindi dobbiamo veramente sperare che la Cina abbia un ruolo molto, molto importante, che continui ad essere un paese equilibrato, perché fino adesso lo ha dimostrato, con tutti i suoi difetti, però è un paese che è un regime perché lo vuole comunque, nel senso che poi ognuno deve scegliere. Il famoso discorso di non dobbiamo esportare democrazia dove la gente non la richiede. E ecco, l'ultima, cioè che sia più che l'ultima, che sia una carta vincente, perché abbiamo provato con l'Europa, abbiamo provato con gli Stati Uniti. Io non credo che saranno ancora Macron o Scholz, che sta diventando veramente ridicolo, un cancelliere della Germania, socialista, che vuole rimettere la leva obbligatoria, parla di mandare armi così e militari c'è chi ha parlato di mandare anche Angela Merkel in delegazione. Angela Merkel è una leader europea che in questo momento non ha nessun tipo di incarico, una persona molto ascoltata, Putin l'ascoltava tantissimo in tutti i suoi anni di cancellierato, ne ha fatto tanti Angela Merkel. Credo che sia sempre una persona con cui si può provare ad avere un dialogo. Però perché citavo la Cina? Perché la Cina è una potenza e Putin si ferma solo davanti a persone che hanno la sua stessa potenza. Angela Merkel in questo momento è una cittadina europea con grandi capacità, ma non è pericolosa quanto può essere pericolosa la Cina. Torniamo punto e a capo, ci sono sempre gli interessi dietro, quindi le persone che rappresentano qualcosa è un conto, le persone fini a se stesse magari un po' di meno, no, non per noi, ma ovviamente in questo caso nei panni dell'interlocutore. Claudia, allora grazie di cuore ovviamente della tua disponibilità ancora una volta, grazie di averci chiarito diversi passaggi davvero molto molto importanti. Grazie a te e grazie a voi che ci avete ascoltato fin qui, speriamo insomma di non avervi troppo spaventato. No, anche perché poi questo aspetto, questa vicenda sarà nei prossimi libri di storia. Ovviamente grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa bella chiacchierata, questa bella intervista. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre 19:30, Effetto Serra, il talk show su social. Grazie ancora, buona serata, ciao!